Presidente Ruzza, qui alla presentazione del torneo da Loris nella splendida Marca Trevigiana in queste colline. Allora, qui si parla di calcio giovanile, so che lei ci tiene in modo particolare. Intanto grazie a voi, perché anche voi ci siete sempre e abbiamo bisogno della massima pubblicizzazione delle nostre attività. Io vengo sempre volentieri per vari motivi qua. Intanto il torneo è uno dei tornei qualitativamente e tecnicamente migliori per la categoria degli esordienti che ci sia. È un torneo datato e quindi anche questo ci fa sperare nel futuro. Poi Treviso, l'abbiamo sempre detto, è la culla del calcio giovanile. Credo sia doveroso per un rappresentante delle istituzioni essere qua e io vengo sempre volentieri. Non dimentichiamo poi che qui trovo sempre tanti amici, a cominciare da Loris che ci tratta sempre benissimo, quindi vengo volentieri. Senta Presidente, siamo quasi alla fine di questa stagione. Che stagione se la sente di fare un po' un bilancio? Ne avevamo parlato all'inizio, lei era sempre un po' così, però mi pare che sia andato tutto tranquillamente più o meno, no? Allora, io distinguerei le cose, è andato bene sotto l'aspetto agonistico, sotto l'aspetto regolamentare, cioè i campionati si stanno svolgendo con estrema regolarità, abbiamo recuperato quelle partite che erano saltate, abbiamo spostato l'inizio del girone di ritorno come richiesto dalle società, insomma le stiamo ascoltando, stiamo camminando assieme. Quello che invece ci sta veramente preoccupando ogni weekend, il weekend per noi di norma dovrebbe essere un weekend di lavoro, ma è anche un weekend di finalizzazione per andare a vedere le partite, per vedere quelli che noi gestiamo, insomma. E invece ogni sabato e ogni domenica abbiamo il terrore la domenica a chiedere è successo qualcosa nei confronti degli arbitri o è successo qualche atto di violenza. Troppi sono stati gli atti di violenza. Anticipo una cosa, non lo sa nessuno ancora se non i pochi addetti ai lavori. Noi non siamo stati fermi, qualcuno ci chiede di intervenire, siamo stati fermi fino a ieri aspettando le delibere per non intrometterci nelle delibere dei nostri giudici sportivi. Ieri l'ultima è stata presa, verrà pubblicata oggi sul comunicato di Padova e quindi noi abbiamo organizzato un intervento, un incontro con tutte le nostre componenti, federazione, allenatori di calcio, associazione italiana calciatori, giustizia sportiva, tutti hanno detto sì immediatamente. Questo incontro avverrà il 7 aprile da noi, nella nostra sede, in modo che possiamo confrontarci e ovviamente ci sarà anche il presidente regionale degli arbitri, Tarcisio Serena, che ha detto sì subito. Di questo è stato informato il presidente Abete, che anche lui è molto contento. È un modo di confrontarci, di fare qualcosa, dobbiamo intervenire perché non possiamo più sopportare questa violenza che rappresentano un po' la società di oggi, basta vedere con le scuole, basta vedere le liti che succedono con queste bande di giovani. Noi, rivestendo anche un aspetto educativo, dobbiamo assolutamente intervenire. Questo è il primo passo.